Primo rintocco a mezzogiorno e quindi un rintocco ogni mezz'ora. La campana della torre civica di Piazza Ferretto torna a suonare dopo circa 30 anni di silenzio. Assenti i rappresentanti istituzionali, l'esordio della storica campana disposto dal comune non pare attrarre molti mestrini, ma soprattutto lo sparuto gruppo di spettatori si accorge che nonostante il suono la campana è ferma, i rintocchi non stanno arrivando dalla torre, che è rimasta muta. C'era le campane del Duomo a mezzogiorno e a campana non va a suonare. Visto che rimaneva ferma? E ciò, non suonava no. Il flop mestre è così. Don Camillo ha segnato giusto, ha suonato giusto e purtroppo Pepone ancora una volta arriva dopo, però siamo contenti se viene messa a posto. Ma come mai non ha suonato? Ma forse che non sia tarata sull'ora di Greenwich, quindi dovrebbe suonare all'una allora. Il meccanismo satellitare? Sì, esatto. Vediamo. Sì, diversi avevano pensato fossero le campane da torre, invece erano quelle della... No, ma adesso vedrà, fra 6-7 minuti suona. Eccola qua. Il rintocco isolato delle 12.05 è un falso allarme. L'appuntamento è rimandato di 25 minuti, quando la campana dovrebbe battere la mezz'ora. All'interno della torre si fissa l'avanzare della lancetta in un clima di suspense crescente. Questa volta i rintocchi sono 13, a quello della mezz'ora si sono evidentemente sommati i 12 persi a mezzogiorno. Intanto il piccolo gruppo che si era formato in Piazza Ferretto si è sciolto e il clima tra i passanti sembra al momento in linea col meteo di una delle prime giornate autunnali dell'anno, freddino. Che effetto fa da qua sotto? Ha sentito i rintocchi? Nessun effetto, cioè che effetto deve farmi? Adesso che l'abbiano rimessa in funzione le fa piacere? Beh, oddio sì. Anche perché comunque non la sento in ogni caso, perché mi sono spostato. Senta, lei diceva ci voleva il campanaro qua. Ci voleva il campanaro e che fosse analogico come in passato, magari con la chiavetta, trac, 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 allora sarebbe più precisa probabilmente.